Succedeva che in alta montagna, specialmente d'inverno, gli alpini la sera si ritrovassero in qualche ricovero, in qualche caverna, in qualche baracchetta e magari confortati da un bicchiere di vino intonassero qualche canzone magari inventata da loro, suggerita dalla loro malinconia, dalla loro tristezza, suggerita anche dal paesaggio meraviglioso, stupendo, delle cime di notte, delle stelle. E lì smaltivano la loro tristezza e si confortavano reciprocamente. Fintanto che non arrivava qualche caporale, ne chiamava uno e gli diceva: questo è il tuo turno di sentinella. E questo ragazzo si imbacuccava, prendeva il fucile, si allontanava tristemente dai compagni e si recava in un posto predeterminato, che era un posto dominante, magari anche riparato da sacchetti a terra, da qualche scudo di metallo, dal quale doveva controllare le provenienze da parte del nemico, nel terra di nessuno. Doveva controllare che il nemico non mandasse pattuglie, che non tagliasse reticolati, che non si avvicinasse, che non facesse degli agguati. Ma in che condizioni faceva questo? Lo faceva, specialmente se era d'inverno, a 2500, a 3000 metri d'altezza, in condizioni spaventose, perché quando fischiava la bufera c'erano anche temperature che andavano, sapete che il vento con il freddo moltiplica e fa regredire la temperatura, per cui si arrivava anche a 20-25 gradi di temperatura, in cui gli occhi, che bisogna tenere aperti, dilatati per vedere bene il terreno di fronte, venivano trafitti da schegge di neve, di ghiaccio, e se uno li stringeva si saldavano perché ghiacciavano l'umore tra le ciglia. Se toccava la baionetta, il fucile, rimaneva la mano attaccata, la carne, per il gelo. Era una condizione spaventosa. Il freddo ti penetrava nelle ossa e nell'anima, e questo soldato doveva rimanere lì per 1 o 2 ore a seconda del freddo che faceva per il suo turno. E non era una posizione di serenità, perché nella mente di quel ragazzo, mentre gli occhi guardavano il terreno antistante, passava tutta una serie di angosce, perché ogni ombra sembrava un nemico che si avvicinasse, ed era frequente che questo succedeva, perché l'avversario aveva bisogno di avere dei prigionieri per avere delle informazioni, per fare dei colpi di mano, doveva preparare per un attacco successivo il varco nel campo, nel reticolato. Parecchie volte succedeva che la sentinella dal freddo congelasse e rimanesse lì, e quando si arrivava al cambio trovavano una statua di ghiaccio. E ancora da quegli scudi di metallo dai quali si apriva una feritoia per guardare ogni tanto se il nemico si avvicinava o no, c'erano dei cecchini che dalla parte opposta avevano incavalcato il fucile che puntava proprio su quella fessura, e appena si alzava lo sportellino spesse volte arrivava il colpo e la sentinella ci rimaneva, la vedetta rimaneva. E era una condizione tragica. Pensate quello che turbinava nella mente di quell'uomo, per quel che poteva concedergli il cervello congelato, quando era lì e quando finalmente arrivava il suo cambio, che poteva tornarsene sulla paglia nel suo ricovero a riposare. Era tale e cotanto il gelo, la tensione eccetera, che non riusciva a prendere sonno e pensava ai rischi della sua vita, alla sua vita a Grama, pensava alla sua fidanzata lontana e cercava di confortarsi per combattere il freddo e la tristezza con questi ricordi.